Gloria a Dio. Siamo al terzo mese di questo anno e gloria al Signore, sta passando il tempo e dobbiamo approfittare ogni momento nella presenza del Signore. Vorrei ricordare ai fratelli che ogni mese, nel giorno della cena del Signore, noi abbiamo una preghiera collettiva qua. Un'ora prima del culto, ossia alle 9, ci riuniamo per pregare. Chi vuole partecipare del digiuno collettivo può partecipare. Cominciamo dalla mezzanotte e facciamo fino all'orario della preghiera. Quindi ogni mese mettete sull'agenda, sul telefonino, una sveglia, un ricordo, perché così ogni mese noi abbiamo questo incontro di preghiera alle 9 nel giorno della cena del Signore. Amen. Gloria a Dio. Benvenuti a tutti e ringraziamo il Signore per questa mattina meravigliosa che siamo qua nella sua presenza per lodare e benedire il nome santo del Signore. Dopo la preghiera il nostro diacono Wallace continua nella conduzione del culto. Sediti di qua perché così per non stare su in giù. Preghiamo. Signore Gesù, in questo momento siamo qua nella tua presenza e vogliamo ringraziarti di questa opportunità, del privilegio che ci dai di poter essere qui insieme per lodare e benedire il tuo santo e potente nome. Grazie Signore della benedizione di essere qui, della tua bontà Signore che ci hai permesso arrivare qui nonostante tante difficoltà. Ma tu sei la nostra forza, tu sei il nostro sostegno, tu sei, Signore, la nostra difesa. È vero, Signore. Quando pensiamo che il nemico ci ridurrà a niente, tu sei il leone della tribù di Giuda che combatti per noi, Signore. La tua parola dice che i cieli passano, la terra passa, ma le tue parole non passeranno. Gloria al tuo nome, alleluia Signore. E noi siamo su di essa, edificati sulla roccia, e questa roccia, Signore, è irremovibile. E nel nome di Gesù, Padre, vorrei chiedere per ogni fratello che è già qui e per quelli che non sono ancora arrivati, che possano anche loro venire, partecipare e cercare, Signore, la tua presenza, perché è tempo di umiliazione, è tempo di cercare la tua faccia, è tempo di pentirsi dei suoi peccati, è tempo di tornare di Emmaus, è tempo di lasciare le reti, la barca, Signore, è tempo di seguire le tue orme, è tempo di vigilare, è tempo di pregare, è tempo di digiunare, è tempo di comunione, di unità, non di divisione né di discordia. Signore, nel nome di Gesù ti prego, tramite il tuo Spirito Santo, tu possa operare stamattina qui e che tu possa darci una porzione che tu hai riservato per ciascuno di noi, la tua parola. Continua, Signore, con il tuo popolo, continua con la tua chiesa, rinforza le colonne, Signore, tutte le colonne che tu hai edificato in questa città. Colonna di verità, di preghiera, di riferimento spirituale. Rinforza, Signore, quelli che sono abbattuti, tristi, quelli che sono malati. Ti prego, Signore, che tu possa agire stamattina, che tu possa, Signore, operare, che nel nome di Gesù, Signore, ogni famiglia che è una colonna tua possa essere rinforzata stamattina e che il tuo nome venga glorificato. Signore, ricevi la nostra offerta, ricevi la gloria che diamo, ricevi, Signore, tutta tutta esaltazione, tutto ciò che noi, Signore, rendiamo a te, che tu possa ricevere, Signore, la nostra offerta di culto ragionevole stamattina e che possiamo meditare sulla tua parola. Usa tuo servo, strumento della tua parola per edificazione della tua chiesa, del tuo popolo. Signore, continua a benedire ogni base missionaria
Benedice, Signore, la tua opera in tutta l'Italia, Signore, dal nord al sud. Continua con i tuoi servi operai, servitori, ministri, quelli che operano per la tua gloria. Vogliamo consacrare questo mese, Signore. Oggi è il primo giorno del terzo mese dell'anno. Stiamo in preparazione. Alleluia! Stiamo in preparazione. E fra un mese, Signore, saremo qui a celebrare la Pasqua, a celebrare il sacrificio, a celebrare, Signore, ciò che tu hai reso disponibile per noi, la salvezza, quando non avevamo diritto, Signore, ma tu si sei fatto agnello per noi, tu si sei messo in croce per noi, come ha detto Giovanni il Battista, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Signore, per la tua gloria, Signore, che tu possa oggi liberare, che tu possa salvare, che tu possa trasformare, che tu possa, Signore, riempire, battezza con lo Spirito Santo, Signore, riempi il tuo popolo di Spirito Santo, distribuisci i tuoi doni preziosi, come il sacerdote aveva, Signore, nel suo vestito, una campa e anche aveva, Signore, un melograno, Signore, era lì i doni e il frutto, e che così sia la nostra vita, con doni e frutto dello Spirito Santo, per la tua gloria. Nel nome di Gesù ti ringraziamo. Amen e amen e amen. Gloria a Dio, gloria al Signore. Accomodatevi e il nostro diacono continua. Saluto la Chiesa con la pace di Dio, amen. Saluto la Chiesa con la pace di Dio, amen. Oggi ce l'abbiamo una visita di Vinicius. Jonathan. Jonathan, scusatemi, figlio del pastore Victor. Non Victor, Victor, vero? Come si fa? Siete benvenuti in nome di Gesù. Amen. Amen. Volevo invitare la sorella Nemes a cantare inni di lode e così avanti proseguiamo. E dopo la sorella Nemes, já que c'è il nostro diacono, dopo lhe dà una parola, una testimonianza. Amen. Pace a tutti. Io sempre sono quella che parla basso, no? È una benedizione grande essere qui, tutti, insieme a tutti voi. Amen. Così cominciamo a lodare il Signore con la numero 105. Gloria a Dio. Tutto a Cristo io m'arrendo, tutto a Cristo il cuore do, io da Lui solo dipendo, da che Egli mi salvò. Io m'arrendo, Signor. Io m'arrendo, Signor. Tutto a Cristo io m'arrendo, Signor. Tutto a Cristo io m'arrendo, per suo sangue al Padre vo, il suo amore ora comprendo, grande amore mi portò.
croce con amore sparsi il sangue il Redentor per salvarmi peccatore d'ogni male, di ogni error. Io m'arrendo, Señor. Io m'arrendo, Señor. Tú a Cristo, io m'arrendo, Señor. Di Gesù il giusto, il forte, sono ora ambasciator e per lui fino alla morte sarò sempre vincitor. Io m'arrendo, Señor. Io m'arrendo, Señor. Tutto a Cristo, io m'arrendo, Señor. Gloria a Dio. Questa è l'attitudine che dobbiamo prendere già, fratelli, per ricevere tutto quello che Dio vuole consegnare a noi questa mattina. Amen. Così 526. Amore grande, profondo e sublime, questo è l'amore del mio creatore. Non c'è niente nel mondo che possa eguagliarsi al grande amore del mio Salvatore. Dio d'amor, Dio d'amor, solo sei tu, il Dio d'amor. Alleluia. Non c'è altro Dio, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te, per me non ci amo, Ei solo ci ama, ci comprende e ci guarda da tutto il male che esiste nel mondo. Per questo lo adoro con l'anima mia, perché mi ha dato Gesù dolce calma. Dio d'amor, Dio d'amor, solo sei tu, il Dio d'amor. Non c'è altro Dio, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te, per me non c'è amore. Gloria a Dio, gloria a Dio. Pace a tutti.
Diacono Maurizio. Ora lui c'è la parola. Amen. Saluto la Chiesa con la pace del Signore Gesù. Il Signore ci invita oggi, tutti noi, a chiedere che se noi abbiamo qualche problema, qualche infermità, chiamate il Signore, chiamate gli anziani della Chiesa, che ungiranno dell'olio nella vostra fronte e nel male in cui è nel vostro corpo. Quindi ringraziamo il Signore di questa opportunità che ci dà sempre di chiamarlo, cercarlo e onorarlo. Però il Signore è buono con noi e quindi se abbiamo bisogno del Signore, chiamiamo il pastore, i diaconi e che chi professia la parola di Dio e Lui vi ungirà con l'olio e guarirà il vostro corpo. Se avete bisogno, chiamate il Signore e chiamate il pastore che avete necessità di un aiuto fisico e spirituale. Io vi racconto una cosa oggi. A me mi è successo tempo fa, perché il Signore ci usa, no? Ci usa tutti. E questo periodo che io stavo lavorando fra la Svizzera e l'Italia, io vado in un hotel e lì c'è un ristorante. C'è un cameriere che mi conosce e quando io vado lì gli porto la parola, no? Ma a quel momento, quel giorno, lui mi cercava perché aveva bisogno di un aiuto spirituale, di una preghiera. E quindi Dio in quel momento mi ha usato per portare la parola e dare una preghiera a lui. E lui mi ha detto che lui mi aveva visto che era arrivato e quindi non aveva tempo per venire da me e chiedermi questa cosa. Quindi cosa voglio dire? Che Dio ci usa per aiutare il prossimo e tutti noi siamo chiamati ad aiutare il prossimo, perché Dio ce lo dice, ce lo chiede: aiutatevi fra di voi, pregate fra di voi nel mio nome. E quindi quel giorno il Signore mi ha usato e ho fatto una preghiera per questa persona. Lui sentiva proprio questa necessità, questo bisogno di essere, diciamo, aiutato spiritualmente. Quindi ho detto facciamo una preghiera insieme e quindi ho fatto la preghiera nel nome del Signore. Dico: il Signore è buono, ci ama e quindi oggi mi ha usato per darti un aiuto spirituale e una benedizione. E quindi cosa voglio dire con questo? Che tutti noi dobbiamo essere pronti per aiutare il prossimo. Quindi qualsiasi cosa vi chiedono di una parola del Signore, osate, perché il Signore ci ha dato questo potere, no? Perché siamo figli di Lui, noi siamo somiglianti a Lui, no? E quindi ci usa per aiutare il prossimo e noi stessi. Quindi il Signore mi ha usato per dare una preghiera e una parola. Questa era la mia testimonianza che mi è successo, no? Amen? E quindi può succedere a tutti noi quando abbiamo fede, perché è la fede che il Signore si appoggia sulla tua fede e quindi sa che il Signore ti può chiedere, dobbiamo fare e il Signore ci userà. Nel nome del Signore ringraziamo il Signore oggi di questa opportunità che ci dà, e grazie. Ma anche questo che vi ho detto dell'unzione, se avete qualche male, se avete qualche problema, chiedete al pastore, venite qua, che lui vi ungirà e vi aiuterà nelle vostre necessità, attraverso la forza e la potenza di Dio, il Signore nostro, che Lui ci invita, oggi ci sta invitando. Amen? Nel nome del Signore Gesù, amen. Alleluia. Amém? Hoje, senhores, que lhe chiama per risvegliatevi, amém? Come il fratello ha parlato di Gesù e siamo qua per questo in questo mondo, amém?
propagare la parola di Dio. Io volevo lasciare un versetto per la Chiesa, Efesini capitolo 5, dai 14 ai 17. Parla proprio di questo che ha parlato il fratello, amen? Possiamo alzare per leggere la parola di Dio? Perché questa è una parola forte, amen? È una parola che ha dato l'Apostolo Paolo alla Chiesa dei Efesini. È proprio un richiamo, no? Come si dice? Efesini capitolo 5, versetto 14 fino ai 17. Amen? Tutti abbiamo trovato? Perciò dice, rivegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo risplendecerà su di te. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscaldando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siete perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà dei Signori. Amém? Quando Paulo parla, potete sedere. Quando Paulo parla nella Chiesa, non era un popolo che non conosceva Dio. Era proprio la Chiesa di Efesini, amém? Era una carta che Paulo ha scritto. E lui dice così, risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo risplendecerà su di te. Amém? Hoje é um culto di Santa Cena. Hoje dobbiamo mettere i pensieri, perché qua c'è il corpo e il sangue di Gesù Cristo, amém? Che stiamo facendo per Gesù? Il fratello ha detto che ha parlato del suo nome, amém? E noi cosa facciamo? Questo è un richiamo. Svegliatevi, uscite dai morti, e Cristo risplendecerà su di noi, amém? Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi. Dobbiamo guardare il cammino, perché il tolo cammina dove vuoi vento, ma noi ce l'abbiamo la croce davanti e sappiamo dove arriveremo, amém? Dobbiamo essere saldo nella parola, amare uno agli altri, essere forti. Quando uno cade, uno alza, amém? Questa è la parola di Dio. Questo che Paolo stava dicendo, amém? Riscaldando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Hoje siamo qua riuniti, dobbiamo lodare al Dio, perché domani non sappiamo dove siamo, amém? Dobbiamo essere fedeli fino alla fine, perché là fuori il mondo è malvagio, ma quando siamo qua dentro sentiamo la presenza di Dio. Amém? Qua è un luogo santo, un luogo benedetto, un luogo di unione. Amém? Non siete perciò disavveduti, ma intendente quello che sia la volontà del Signore. Quante volte il Signore parla con noi e noi non ascoltiamo? Quante volte il Signore fuori dice, va a parlare con quelli lì, che lui ha bisogno di sentire la mia parola. Ma noi, molte volte, passiamo disapercepito e perdiamo una anima per Dio, amém? Che possiamo essere come fratello, parlare sempre della parola di Dio, essere sempre con Dio, saldi, amém? Dobbiamo essere vero credenti, non una chiesa morta, non una chiesa fredda, ma una chiesa con fuoco nel cuore, che brucia nel cuore. La preghiera deve essere nella nostra lingua, amém? Amém. E questo è il versetto che volevo lasciare. Ora chiamo la sorella Paola per dare una parola, amém? O come vuoi. Amém?
dopo le lode per offerte. Saluto a tutti con la pace del Signore. Grazie Signore per questo momento che stiamo insieme adorando al Signore e benedicendo il suo santo nome. Lasciare un versicolo della parola di Dio in Isaia 53. Gloria al nome del Signore. Perché il Signore è buono in tutto il tempo. Alleluia. Isaia 53. Gloria a Dio. 53, versículo 5. Ele è santo, trafitto a causa delle nostre trasgressioni, estrocato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue levature noi siamo stati guardati. Noi tutti eravamo smarriti come pecore. Ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, ele non apre la bocca. Amen. E questo è il sacrificio, né? Isaia ha parlato di questa profezia, del sacrificio di Gesù per noi, per darnos la salvezza e la vita eterna. Amen. E voglio pregare in questo momento per tutte le famiglie, per la missione, e perché aveva un avvivamento, come si dice? Un risveglio in nostra vita spirituale. Amen. Signore nostro Dio, nostro Padre, in questo momento, Signore, sono qui davanti a te, Signore. Che tu possa, Signore, vedere ognuno come persona speciale che tu vedi, Signore. Ognuno famiglia, ognuno che sono caduto, ognuno che sono lontano di te, ognuno che non ti conosce, e la missione qui in Italia, la missione in tutto il mondo, che tu possa, Signore, in questo momento, Signore, stendere la tua mano di bontà, che tu possa in questo momento, Signore, vedere, Signore, ogni difficoltà e tutte le armadilhe, tutte le cose che il nemico ha lançato sobre noi, será repreendido per te, Signore. E che possiamo ti servire con gioia, che possiamo ti servire, Signore, con amore, Signore. E che tuo nome sia glorificato in una vita, Signore. Che possiamo, Signore, fare conosciuto il tuo nome qui in Italia, Signore, che tu possa nos dar la parola giusta, prendere in nostra bocca, Signore, e ricordiamo, Signore, il tuo sacrificio in nostra vita, Signore, para che possiamo essere forti e possiamo, Signore, anche, Signore, ringraziare per tutto che tu hai fatto in nostra vita, Signore, in nome di Gesù. Amém. Potete sedere, amém? Ora volevo invitare la Priscilla a fare il canto per la coletta e volevo invitare i fratelli per la opera. C'è bisogno dei soldi per mantenere la casa di Dio, amém? Dobbiamo essere gioiosi in offrire le decime e anche le offerte a casa di Dio, amém? Perché questi luoghi dobbiamo pagare, perché è tutto per noi qua, amém? Volevo invitare la sorella Priscilla a fare i canti
per i bambini, no? No? Dopo si fa una preghiera per i bambini, per loro andare in classe felice, amen? Alleluia. Alleluia. Hai preso la tua offerta? Hai preso la tua decima? Che prima di uscire dalla tua tasca esca del tuo cuore. Amen. Come un'offerta di gratitudine al Signore. Signore, ti vogliamo ringraziare per questo che abbiamo in mano per consegnarti. Signore, vogliamo lodarti perché se oggi possiamo offrire è perché tu ci hai dato prima, Signore, e aspetti di noi la gratitudine, la fede. Signore, sappiamo che non riusciamo a contraccambiare quello che fai per noi, ma riceve questa offerta, Signore, come un'offerta di gratitudine che esce dal nostro cuore. Io ti chiedo, Signore, che tu possa moltiplicare, come moltiplichi sempre per la tua Chiesa, che tu possa moltiplicare anche per quelli fratelli che ora offrano e quelli che non hanno la possibilità ma hanno il desiderio, Signore, che tu possa anche dare la possibilità dando il lavoro, Signore, per loro, per la sua famiglia. Io ti chiedo nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Alleluia. Possiamo ringraziare il Signore con le nostre offerte, con le nostre rendite. Possiamo ringraziare il Signore con il nostro cuore, con la nostra voce, con la nostra vita. Possiamo lodare il Signore e ringraziarlo per la croce e per tutto quanto hai fatto per noi. Alleluia. Grazie per la croce, grazie che hai pagato tu, hai portato per amor su di te i peccati miei. Grazie a questo amore, grazie per le piaghe tue, lavami nel sangue che perdono dà e con amore abbracciami. Di nuovo di cantare e ringraziare il Signore. Possiamo metterci in piedi, possiamo mentre cantiamo fare un ringraziamento con il cuore. Alleluia. Possiamo davvero alzare le nostre mani, possiamo dare tutto ciò che abbiamo portato al Signore. Cosa hai portato al Signore per il tuo culto oggi? Sia ringraziamento, ringrazialo. Sia il ricordo del suo sacrificio, ricordati quel cuore grato al Signore. Io ti ringrazio, Signore, perché io non dovevo essere qui, ma la tua misericordia, la tua mano mi ha levato di quello fango della palude e mi ha dato stabilità, salvezza. Alleluia. Grazie per la croce. Grazie, Signore.
grazie che hai pagato tu, hai portato per amor su di te i peccati miei. Grazie a questo amore, alleluia, grazie per le piaghe tue. Lavami nel sangue che perdono dà e con amore abbracciami. Degno è l'agnello di sedere sul trono, d'essere incoronato. Lui che ha vincitore, lui che alleluia, lui ha vinto. Esaltiamo Gesù, il figlio di Dio, il crocifisso Cristo. Tu sei degno è l'agnello, degno è l'agnello. Alleluia, ti lodiamo perché tu sei degno di lode, Signore. Tu sei degno della nostra adorazione. Tu sei degno, Signore, alleluia. Signore della nostra vita, tu sei. Ti lodiamo. Alleluia, ti lodiamo perché tu hai vinto e in te noi abbiamo la vittoria. Alleluia. Alleluia. Grande è il Signore, egli è degno di ogni lode. La Sion del nostro Dio è il luogo santo, la gioia della terra. Alleluia. Grande è il Signore, in Lui abbiamo la vittoria. Da Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostriamo a Lui. Signore, noi vogliamo lodare te, vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Ora noi confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra, in cielo, sei re da capo. Alleluia, alleluia, il Signore vuole la nostra adorazione. Io sento che il Signore è qui, alleluia, alleluia, il Signore è qui, il Signore è in mezzo a noi perché la sua parola dice. Sì, Lui è in mezzo a noi. E dove è un vero cuore, un cuore adoratore, un cuore rotto nella sua presenza, Lui è presente. Alleluia. Alleluia. Grande è il Signore, Egli è degno di ogni lode.
l'abitazione del nostro Dio è il luogo santo. La gioia della terra. Alleluia. Grande è il Signore, in Lui abbiamo la vittoria. Da Lui prendiamo forza. Ricevi forza per la tua vita. Alleluia. Noi ci prostriamo a Lui. Signore, noi vogliamo dare te. La tua chiesa ti loda, Signore. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Ora noi confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, sei re. Signore, noi vogliamo dare te. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Ora noi confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, sei re. Ancora, Signore, noi vogliamo dare te. Alleluia. Vogliamo ringraziarti per le Opere che hai fatto, ora noi confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, re, terra e in cielo, sei re. Perché soltanto tu, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, sei re. Alleluia, glorifica il Signore, alleluia. Sei re. Amen. Alleluia, Deus. Amém? Potete sedere? Io volevo invitare la sorella Daniele, la moglie del nostro diacono, per fare una preghiera per i bambini. E volevo invitare anche i bambini qua davanti. E dopo la preghiera di lei, loro canteranno un inno. Amém? Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Preghiamo. Signore Dio Padre nostro che sta in cielo e anche qui in mezzo a noi, ti chiediamo, Signore, perdono per ogni cosa che abbiamo fatto che non sia agradevole ai tuoi occhi. E così ti chiediamo anche di prendere la nostra preghiera in mano tua e rispondere, Signore. Guarda, Signore amato, ogni bambino che sta qui, anche quello che non sono potuto venire. Signore, guarda i bambini, perché loro sono, Signore amato, che parleranno di te domani. Guarda anche noi genitori, dar-nos sapiência para que possamos ensinar a nossos bambini la strada que devono andare, perché na tua parola está escrito, Signore, che dobbiamo fare crescere i nostri figli nella tua strada, perché quando crescano non si dimenticherà mai di te. Signore, guarda i nostri bambini nella scuola, tu lo sai, Signore, che il male, che loro vogliono sempre, Signore, attaccare i cuori dei nostri bambini,
ensinando uma outra forma, Signore, però soltanto te, soltanto tu sei la strada, soltanto tu sei il cammino, Signore amado, che conduce al cielo. Allora, Dio Santo, ti consegniamo ogni bambino nelle tue mani, guardi i loro cuori, guardi i loro genitori, che possiamo, Signore, avere la sapienza, che possiamo, Signore amado, avere la sapienza di sempre portare nella tua casa, di non guardare le difficoltà, Signore, e così ti chiedo che risponda a nostra preghiera, nel nome di Gesù. Amém. Ah, Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Dio è vivente, no, non è matto, è vivente, no, non è matto, è vivente, no, non è matto, sto dentro me, tu è qui, sento intorno a me, griderò, io griderò, alleluia, sappiamo, griderò, alleluia, Dio è vivente, no, non è matto, è vivente, no, non è matto, Dio è vivente, no, non è morto, sto dentro me, ed è qui, tutto intorno a me, io canterò, io griderò, io canterò, io griderò, alleluia, quando i cieli si apriranno e ora lo sarà, però griderò, alleluia, quando i cieli si apriranno, che gioia lo sarà, griderò, alleluia. andiamo. Che bello. Ora passo la parola ai nostri pastori, amém? Gloria a Dio. Pace a tutti nuovamente. Che gioia poter essere qui stamattina nella presenza del Signore, lodando a Lui, perché è degno di lode, di gloria e di onore. Alleluia. Stavo stamattina pensando che nella vita di Pietro lui ha avuto diversi problemi. Ha litigato con alcuni, ha tolto l'orecchio di un altro, ma il grosso problema di Pietro è quando lui è rimasto male con la sua guida spirituale, con il pastore Gesù. E quando lui si è trovato in una situazione con Gesù, la prima cosa che lui ha fatto, la Bibbia dice in Giovanni 21, lui tornò alla barca e ha preso le reti che aveva lasciato per seguire Gesù. Lui tornò da capo, da ciò che non doveva tornare, da ciò che Gesù gli aveva già tolto. Ma Gesù è meraviglioso. Gesù è così grande. Gesù, il suo nome è amore. E la Bibbia dice che nella mattina presto Gesù andò a incontrare Pietro. Magari Pietro non voleva incontrare Gesù, perché a volte ci sono giorni nella nostra vita che noi vogliamo proprio essere lontani. Quando
nel capitolo 3 di Ecclesiastes dice che ha un tempo per ogni cosa, ma questo tempo è nostro, non è il tempo di Dio. Quel tempo è tempo di stare vicino, lontano, abbracciare e non abbracciare, di lanciare, di non lanciare, di pace, di guerra, di vita e di morte. Quello sotto il cielo è un tempo per noi, ma il tempo di Dio è molto diverso. Il Signore cammina su una linea di un tempo che non è il nostro tempo Cronos, che ha una scadenza, che un mese passa e noi vediamo già che il bambino è cresciuto, che quell'altro è invecchiato. Un mese tante cose cambiano, no? Ma nel tempo di Dio no. Nel tempo di Dio ciò che Lui vuole, determina, desidera è. Come la parola dice in Isaia, come ho pensato così sarà e come ho determinato così succederà. Interessante è che nel tempo di Dio non esiste né imprevisto né improvviso. Nel tempo di Dio è tutto cronometrato, è tutto a posto, è tutto per ogni momento, ogni secondo, ogni millesimo di secondo già organizzato. Noi invece no, abbiamo un po' di difficoltà, ritardiamo, arriviamo un po' prima o arriviamo un po' tardi, abbiamo difficoltà, ma Dio no, Dio ha tutto sotto controllo. E quando nel tempo di Pietro lui ha voluto desistere, nel tempo di Dio non era tempo di desistere. Magari nel tuo tempo tu stai dicendo questo è il tempo che devo vivere, ma c'è nel mattino presto una sorpresa. C'è stata una sorpresa alla riva del mare che era Gesù. Magari la sorpresa che desideriamo sia una sorpresa concreta, fisica o una soluzione per quella situazione. Quella situazione è solo un tempo. Avete capito? È solo un tempo. Perché ciò che necessitiamo veramente è Gesù. La soluzione per quel tempo è importante, ma non è tutto, perché dopo ci sarà un altro tempo, è vero o no? I tempi passano, c'è il tempo di siamo malati, c'è un tempo che non abbiamo soldi, c'è un tempo che abbiamo pochi amici, c'è un tempo che siamo troppo impegnati con il lavoro, c'è un tempo che non c'è lavoro, è così o no? Ma ogni tempo passa, alleluia. Tu puoi dire così? Ogni tempo passa, ma il Signore del tempo continua operando e continua nel controllo di ogni cosa e ci dice sempre ciò che ho pensato sarà e ciò che ho determinato si effettuerà. Lui è grande. Perché mentre abbiamo un pensiero diverso, mi ricordo giovani, cantavo, come sarà il mio domani, come sarà la mia vita, oggi io voglio pensare a te e adorarti. Era quello che a volte i pensieri venivano sul mio domani, sulla mia vita, su ciò che dovevo fare, su ciò che devo risolvere. E noi tutti siamo uguali, siamo pieni di pensieri. Ma oggi, fratelli, mettiamo Satana sotto piedi e diciamo: il Signore è al controllo della mia vita. Il Signore è al controllo della mia vita. Il Signore è al controllo della mia vita. Perché è biblico questo, non è un messaggio che vi sto facendo come un coaching che fa lì quel messaggio di autoaiuto per farti avere un'autostima o aumentare gli ormoni e tante altre cose. No, quello che sto chiedendo è di determinare
sottolineare o di ricordare la parola di Dio per la tua vita, per la tua anima, quando Davide ha detto: perché ti abbatti, o anima mia? Perché ti muovi dentro di me? Aspetta Dio, perché ancora lo loderò. C'è un cantico di Dio ancora per noi. Noi canteremo un cantico, tu credi così? Canteremo un cantico di vittoria. Quindi, fratelli, i tempi passano e passeranno, ma il Signore del tempo, non del Cronos, del Kairos, continua nel controllo di tutto. E quando Pietro ha guardato Gesù alla riva, nudo, si è buttato. Ha notato fino a Gesù, non si è preoccupato com'era. Magari se uno bussa alla porta, tu dici: aspetta che devo vestirmi, aspetta che devo organizzarmi, vengo qui, vengo a casa tua, aspetta che vieni giorno X perché devo sistemare, devo fare quello. Non vogliamo fare la brutta figura, ma Pietro non doveva nascondere niente da Gesù, perché Gesù sapeva di tutto. Gesù sa chi sei. Gesù sa la tua condizione che tu hai oggi, che tu sei oggi. Gesù sa come tu ti trovi oggi, adesso. Quindi non ti nascondere, buttati, dice: Signore, eccomi qua, ma so che tu sei il Signore di misericordia, di bontà, di amore, e che il tuo piano, il tuo progetto nella mia vita non è stato cancellato. Alleluia, amen? Non è stato cancellato, perché io so che tu non desisti, perché tu hai il controllo. Tu hai il controllo. Amen? Gloria a Dio. Fratelli, lodiamo al Signore per l'opportunità che ci dà. Sono molto felice di ricevere il diacono Jonathan, che è figlio del pastore Vito. E mentre diacono Ala si parlava, il figlio del pastore Vito, io ho detto anche il figlio del pastore Vito diverse volte, e lo Spirito Santo ha parlato a me: io ti darò un nome e una identità che non dipenderà da un'altra. Quando è morto i figli di Aarone, che hanno bruciato fuoco strano davanti al Signore, la stirpe di Aarone non si è fermata, perché c'era già uno successore. Amen? Perché il Signore ha alzato un nome in Israele, e Dio alzerà il tuo nome, e tu glorifichi il Signore, perché sì, hai preso, hai imparato, sei cresciuto, hai ricevuto, ma il Signore ti ha dato una porzione tua, esclusiva. Amen? E noi abbiamo fatto benvenuti, ma abbiamo sbagliato, perché lui è della missione, è di questa chiesa. Indipendente si serve là in Belluno, a Belluno, perché questa è anche la sua chiesa. Amen? Quindi noi non daremo benvenuti a lui, né alla sua moglie Giorgia, è lì la Giorgia, e il prezioso Isaia. Gloria a Dio. Ma noi riceveremo loro con gioia. Mettiamoci in piedi e riceviamo loro con gioia e diciamo: il Signore è la vostra forza. Siamo felici per la vostra presenza. Amen? Gloria a Dio. Io vorrei chiedere ai fratelli di salutare Jonathan, vorrei chiedere a Lucas di dare un abbraccio qui a Jonathan, e vorrei chiedere a Mara di dare un abbraccio a Giorgia, ricevendo loro come questa chiesa riceve con tanta gioia, con tanto amore. Amen? C'è anche un fratello là dietro che è arrivato, gloria a Dio. Come si chiama? Mario. Benvenuto Mario. Possiamo dire a Mario anche che il Signore continui a benedire la tua vita. Amen? Vorrei chiedere a Jonathan, che è lì più vicino, di dare un abbraccio in lui, ricevendolo, perché qui è la casa del Padre. Amen, fratelli? E sono molto felice che c'è Adeli con noi oggi. Ha lavorato tutta la notte, ma è qui. Gloria a Dio.
Il Signore è buono. C'è Sandrinho con noi, gloria a Dio, amen. Gloria al Signore. Vai, Maurizio, dá um abraço em Sandro. Daniela dá um abraço em Adele, che da tanto che non era qui, non è venuta. Anche Meilon, che da un po' che non veniva, io lo... Vinícius, dá um abraço em Meilon, salutandolo nel Signore. Amen? Glória a Dio. C'è anche il nostro presbítero con la sua moglie. Siamo felici con la loro presenza. Diciamo amen. Diciamo forza. Forza del Signore. Alleluia. Amen. Allora, fratelli, riceviamo il nostro diacono che ci porterà la parola di Dio stamattina. Amen. In piedi come stiamo. Grazia, grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Ancora? Grazia, grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Amen. Vieni, Jonathan. Vorrei chiedere a Rick di venire a fare una preghiera per Jonathan, non per la parola, perché la parola è già unta, ma per l'unto di Dio, che è anche unto, perché il Signore possa una volta in più usarlo per la sua gloria. E vorrei dire ai fratelli che questo mese noi abbiamo un appuntamento speciale. Il 20 marzo avremo una veglia di preghiera tutta la notte. I giovani saranno nella guida della veglia. I giovani faranno la veglia e noi saremo qua ad aiutare loro pregando, ma è loro che guideranno la veglia di preghiera. Amen? Tutta la notte, dalle 10 alle 5 del mattino, saremo qua insieme combattendo. Amen? E noi, se Dio vuole e se Gesù non torna, no? Perché aspettiamo Lui adesso, noi avremo il 5, la Pasqua è 5 o 6? 5. Il 5 aprile il nostro culto di Pasqua speciale. Io vorrei fare un coro con gli uomini e donne per cantare, amen? Ci organizzeremo per questo coro, ok? Quindi 20 noi ci consacreremo, saremo in combattimento spirituale per le famiglie, per la tua casa, per la tua vita economica, per la tua vita emozionale, per la tua vita spirituale, saremo qua a combattere. Chi non può passare la notte, vieni fino a mezzanotte. Se non può essere fino a mezzanotte, vieni fino alle 11. Ma faremo tutti un sacrificio per essere qui in preghiera. Come se quando eravamo giovani avevamo tanta disponibilità. E oggi abbiamo ancora, perché la Bibbia dice che il Signore rinnova il vecchio e lo fa giovani, e fa il giovane che è vecchio nuovo. È perché ci sono giovani vecchi. È vero o no? E Dio rinnoverà sia i giovani che i vecchi, e i giovani vecchi e i vecchi giovani. Amen? 20 marzo, dalle 10 della sera fino alle 5 del mattino saremo qua in combattimento spirituale. Amen? Sull'altare di Dio. E il 5 aprile, nostro grande culto di Pasqua con tutte le famiglie. Non desisti della tua casa. Non desisti del tuo lavoro, del progetto che Dio ha messo nelle tue mani. Non desisti. Ma lascia chi dica, chi desista, chi molli. Non, tu no. Perché la parola dice che noi non siamo come quelli che tornano indietro. Noi siamo della fede. E chi è della fede cammina avanti. Alleluia. Amen. Ricky. Io ho figli di tutto il mondo. Anche un biondo che è diventato biondo. Pace alla Chiesa del Signore. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questa opportunità che ci ha dato di essere radunati qua per questo momento di preghiera.
Sappiamo che lo Spirito tuo sta alleggiando in questo luogo e noi siamo venuti, Signore, davanti al tuo cospetto per ricevere il cibo necessario per la crescita spirituale, Signore. Hai detto che l'uomo non si nutrirà solo del pane, ma anche di tutta parola che esce dalla bocca del Signore. E noi siamo qua per nutrirsi, Signore. Grazie per questa opportunità. Signore, vorrei pregare per il tuo servo, Signore, che è qua, Jonathan, Signore. Io vorrei chiedere a te, Signore, che la tua grazia sia su di lui, che lo spirito che ha messo Gesù dentro il grembo di Maria gli possa dare l'unzione necessaria per portare a compimento, Signore, le opere tue, che lo spirito che ha risuscitato Gesù gli possa dare, Signore, la potenza necessaria per compire, Signore, la tua volontà. Che il tuo sangue che riscatta, che risuscita, possa portare vita nella sua vita, Signore. Che ci sia un trasferimento, Signore, di potenza. Che ci sia un trasferimento tra Lui e te, Signore, della grazia di predicare il Vangelo, che di portare questo Vangelo a non essere solo un discorso, ma essere una vita, Signore. Nel nome di Gesù, amen. Mi sono fermato quando stavo andando in Portogallo, in Nizza, che è già comuni francesi, no? Proprio frontiere la Francia e Italia. E là parlano italiano e francese. Ho detto, ma guarda che qui è un posto buono per fare la missione. Perché parla tutte e due. Amen. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Scusate che mi sistemo un attimo. È un onore questa mattina essere qui portando la parola del Signore. Io ringrazio veramente il pastore per l'opportunità, ognuno di voi, e sono tanto felice di essere qui in mezzo a voi. Ho visto mio fratello Rick che insieme stiamo facendo un lavoro con i giovani, e che il Signore pregate per noi. Siamo noi, c'è Benedetta, c'è Darli di Legnago. Pregate per noi affinché possiamo veramente vedere un risveglio giovanile in Italia. Amen. E ringrazio veramente tutti quanti, il diacono, il presbitero, per l'opportunità questa mattina di essere qui insieme a mia moglie Giorgia, mio figlio Isaia. Una sorella stamattina ha detto, ma c'è anche tua moglie? E ho detto, dove andrei senza dire? Per forza ci deve essere. E ringrazio perché è una donna che mi sostiene in ogni cosa. Amen. Vogliamo aprire le nostre Bibbie in Genesi. Questa mattina è facile trovare Genesi. Capitolo 45. Io chiedo perdono. Questa mattina ho chiesto al pastore se era possibile mettere un sottofondo. E chiedo perdono se qualcuno può dare fastidio, possiamo anche toglierlo. Non è fondamentale, ma mi aiuta a concentrare. Ho chiesto questo al pastore e lui mi ha dato l'opportunità, e spero che non dia fastidio a voi. Genesi 45, i primi 8 versetti. Abbiamo trovato? Amen. La parola del Signore dice: allora Giuseppe non poté più contenersi davanti a tutto il suo seguito e gridò: fate uscire tutti dalla mia presenza. Nessuno rimase con Giuseppe quando egli si fece riconoscere dai suoi fratelli. Alzò la voce piangendo, gli egiziani lo udirono e lo udì la casa del faraone. Giuseppe disse ai suoi fratelli: io sono Giuseppe, mio padre vive ancora? Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano atterriti dalla sua presenza. Giuseppe disse ai suoi fratelli: vi prego, avvicinatevi a me. Quelli si avvicinarono ed egli disse: io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse portato in Egitto. Ma ora non vi rattristate, né vi dispiaccia di avermi venduto perché io fossi portato qui, poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Infatti sono 2 anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altri 5, durante i quali non ci sarà raccolto né mietitura.
ma Dio mi ha mandato qui prima di voi, perché sia conservato di voi un residuo sulla terra e per salvare la vita a molti scampati. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre del faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Amen. Possiamo accomodarci. Fratelli, la storia di Giuseppe è una storia che molti di noi conoscono, è una storia che affascina bambini, adulti, giovani, è una storia che si racconta nelle scuole domenicali, è una storia affascinante. E la Genesi dedica 13 capitoli a questa storia per raccontarla dettagliatamente. Per Dio la storia di Giuseppe non era una semplice storia da raccontare, era una storia piena di insegnamenti, è una storia piena di insegnamenti per ogni ambito della nostra vita. Giuseppe è definito da molti studiosi la persona dell'Antico Testamento che più assomiglia a Gesù. Ha molte somiglianze con Gesù, ci sono molti studiosi che dicono che ci sono addirittura 140 somiglianze. E questa mattina io volevo iniziare e citare solamente 3 di queste somiglianze. Giuseppe era il figlio prediletto di Giacobbe, come ognuno di noi sa, così come Gesù era l'unigenito figlio di Dio. Giuseppe è stato tradito e venduto dai suoi fratelli, così come il nostro Signore Gesù è stato venduto e tradito. E Giuseppe è stato ingiustamente accusato, così come Gesù è stato ingiustamente accusato. Ecco, vediamo le tante similitudini che accompagnano Giuseppe e a Gesù. E la parola di Dio che dice che Giacobbe amava Giuseppe, amava più di tutti gli altri figli. Giacobbe aveva una preferenza per Giuseppe. Giuseppe era il figlio che lui era avuto nella vecchiaia e la parola di Dio dice proprio che era il figlio prediletto da Giacobbe, quello che lui amava di più. Tanto che lui amava di più Giuseppe che gli fa una veste. Una veste, come leggo io per voi, al capitolo 37, versetto 3. Israele amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figli, perché era il figlio della sua vecchiaia, e gli fece una veste lunga con le maniche. Questa veste, fratelli, era una veste particolare, una veste nobile, possiamo dire, è una veste che stava a simboleggiare che Giuseppe fosse il successore di Giacobbe. Ma per l'uomo a quel tempo, quella veste là spettava al primogenito. Il primogenito era Ruben, e vediamo come Dio non lavora secondo gli schemi umani. L'uomo mette gli schemi, l'uomo mette le sue idee, ma Dio non lavora come lavora l'uomo, ma Dio lavora come Egli vuole. Amen? Quanti credono questo? E Giacobbe, nel cuore di Giacobbe, fratelli, per l'uomo Ruben era il primogenito, ma nel cuore di Giacobbe il primogenito era Giuseppe. E andando avanti nel capitolo e nella storia, Giuseppe fa 2 sogni simili. Il secondo sogno che io questa mattina citerò, Giuseppe vede il sole, sogna il sole, la luna e 11 stelle che si piegavano davanti a lui. E questa cosa, fratelli, irritò i suoi fratelli, irritò a tal punto che lo odiavano Giuseppe, e perché vedevano che Giacobbe faceva una preferenza per lui e vedevano che lui sognava queste cose, sognava come se loro si dovessero piegare davanti a lui, e loro non credevano a questi sogni, tanto da odiare Giuseppe. E andando avanti, un giorno i suoi fratelli si allontanarono per pascolare un gregge di suo padre, e suo padre disse a Giuseppe: vai per piacere a incontrare i tuoi fratelli, se stanno bene, vai a vedere se stanno bene. Troviamo questo nel versetto 13 e 14.
E i fratelli videro da lontano Giuseppe. La prima cosa che pensarono, possiamo anche leggere, va a vedere i tuoi fratelli se stanno bene, se tutto procede bene con il gregge, poi torna e dimmelo. Così lo mandò dalla valle di Hebron e Giuseppe a Sichem. I fratelli lo videro e dissero l'un l'altro: ecco il sognatore arriva, forza, uccidiamolo e gettiamolo in una di queste cisterne. Diremo poi che è una bestia feroce l'ha divorato e vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Qui possiamo vedere il sentimento di questi uomini verso Giuseppe. E la cosa che mi ha colpito è che dicono: vedremo cosa ne sarà dei suoi sogni. Fratelli, loro pensavano che i sogni fossero di Giuseppe, ma quei sogni era Dio che li aveva messo nel cuore di Giuseppe. Quei sogni era Dio che li aveva messi a Giuseppe. L'uomo può non credere ai sogni che Dio ti ha dato, l'uomo può magari deriderti, l'uomo può magari infangarti, l'uomo può non credere a ciò che Dio ti ha dato, alla chiamata, l'uomo può non credere ai sogni che Dio ti ha dato. Ma fratello e sorelle, io vi dico questa mattina, se un sogno è da parte di Dio, l'uomo può anche non credere, ma il progetto di Dio nella tua vita si avvererà. E cosa fanno? Gli tolsero la tunica, la macchiarono di sangue. Questa tunica che gli aveva fatto suo padre, che indicava qualcosa di nobile, qualcosa di una tunica, una veste legale, perché l'uomo cercherà di toglierti, ma l'uomo può toglierti ciò che l'uomo ti dà, ma non può toglierti ciò che Dio ti dà. Perché la veste gliel'aveva fatta Giacobbe, la veste gliel'aveva fatta un uomo, gliela tolsero, ma nel cuore di Giuseppe non tolsero i sogni che Dio gli aveva dato. Quanti credono questo? E lo gettarono in questa cisterna. Io vorrei leggere con voi questa cisterna. Lo presero e lo gettarono nella cisterna. La cisterna era vuota, non c'era acqua. La cisterna era vuota. Se la parola di Dio specifica questo, vuol dire che era una cosa insolita. Questa cisterna non doveva essere vuota. Questa cisterna magari teneva la pioggia che veniva, riempiva questa cisterna, questo pozzo. E magari era un tempo di siccità, magari era un tempo dove non pioveva da tanto. E magari l'uomo può pensare: ma perché non piove? Perché Dio non manda la pioggia? Perché Dio non manda? Perché Dio non fa? Il silenzio di Dio, no? Ma Dio stava lavorando perché sapeva che Giuseppe sarebbe finito lì e ha protetto Giuseppe. Magari Dio ti sta proteggendo, tu magari non ti accorgi, non sai, e Dio però sta lavorando per te. A volte Dio lavora nel silenzio. Noi non sentiamo perché, Signore, questo, e non capiamo che Dio nel silenzio sta lavorando per te, per proteggerti, perché Lui ha un progetto per te, perché Lui ha un piano per te, perché tu hai una chiamata, perché Dio ha un sogno per te. Solo che a volte viviamo in una società dove vogliamo tutto subito. Il tempo che abbiamo parlato prima, no? Il tempo Cronos. Noi vogliamo tutto subito. Viviamo in una società che vogliamo una notizia, prendiamo il telefono e arriva subito. Vogliamo sapere qualcosa, chiediamo a ChatGPT, arriva subito la risposta. Ma fratelli, a volte non riusciamo ad aspettare i tempi di Dio. Non riusciamo ad aspettare i tempi di Dio, ma Giuseppe rimase integro. Giuseppe non rinnegò mai, non dimenticò mai i sogni che Dio gli aveva dato. E gettarono Giuseppe nella cisterna. Portarono la veste a suo padre, macchiata di sangue,
E suo padre pianse, fece cordoglio e disse: mio figlio è morto. Magari gli uomini possono decretare questo per te. Magari gli uomini possono dirti: sei un uomo, una donna finita, un uomo finito, una donna finita. Gli uomini possono dire questo di te, ma tu rigetta nel nome di Gesù. Perché quando Giacobbe disse mio figlio è morto, Dio disse no, io sto ancora scrivendo la storia di Giuseppe. E così anche nella tua vita. Vi ricordate Giona? Gettato, i marinai cosa dissero? È morto. Ma Gesù disse io sto ancora scrivendo la storia di Giona. Daniele nella fossa dei leoni, l'uomo diceva è morto, ma Dio diceva io sto ancora scrivendo la storia di Daniele. Sadrach, Mesach, Abednego li gettarono in mezzo al fuoco. L'uomo disse sono morti, ma Dio disse no, io sto ancora scrivendo la loro storia. Dio sta ancora scrivendo la tua storia, fratello. E arrivarono questi ismaeliti e vendettero Giuseppe a questi ismaeliti per 20 sicli d'argento. Questo era il valore che aveva uno schiavo a quel tempo lì. Il valore che l'uomo dà alla tua vita non è il valore che Dio ha dato alla tua vita. Per l'uomo puoi non valere, ma se sei qui questa mattina, Dio ti sta dicendo tu vali per me. Tu sei un uomo, tu sei una donna scelta. Fratelli, Dio ci ha scelti. Non lasciamo che sia l'uomo a decidere il nostro valore, ma lasciamo che sia Dio a decidere il valore che noi abbiamo, che la nostra famiglia ha. E Giuseppe viene venduto e portato in Egitto. Lo prese Potifar e Giuseppe si trovava esattamente nel luogo dove Dio aveva deciso che doveva essere in quel momento. E Giuseppe mai troviamo scritto che dubitò o si lamentò con Dio. Nella parola di Dio troviamo più volte scritto in questi 13 capitoli: Dio era con Giuseppe. Giuseppe rimase integro. Giuseppe continuò a camminare avanti perché sapeva che Dio gli aveva dato quei sogni. Sapeva che Dio aveva la chiamata per lui. E la Bibbia dice che Giuseppe prosperava in tutto quello che faceva. Ogni cosa che faceva Giuseppe prosperava perché Dio era con Giuseppe. E tanto che trovò grazia al re e lo fa diventare il suo maggiordomo e gli affida tutto quello che ha e Dio lo fa prosperare. Trovò grazia a Potifar e lo fa diventare il suo maggiordomo e gli affida tutto quello che tutto quello che ha. Potifar, scusatemi. Gli affida tutto perché vedeva che Dio era con lui. Quando tu camminerai integro, quando tu cammini integro, quando Dio è con te, l'uomo vedrà che in te c'è lo Spirito Santo che agisce attraverso di te. E poi cosa arriva Giuseppe? Andando avanti, arriva la tentazione. Tanti conoscono questa storia. E la moglie di Potifar, la parola di Dio dice, ogni giorno tenta Giuseppe. Ogni giorno. Giuseppe fugge sempre, fino a che arriva un giorno che rimasero soli. Questa donna strappò la veste di Giuseppe e gli disse unisciti a me. E Giuseppe fuggì. La tentazione, il peccato arriva, ma qual è la nostra attitudine? Fuggire. Fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede, l'amore e la pace. Questo è l'Apostolo Paolo che dice, 2 Timoteo 2,22. Vi ricordate nel giardino dell'Eden? Dio
disse di non mangiare, proibì di non mangiare il frutto. Eva guardò quel frutto. È peccato guardare quel frutto? Non era peccato. Dio proibì di mangiarlo. Era peccato guardarlo? No. Eva si avvicinò. Era peccato avvicinarsi? No. Eva lo prese. Era peccato prenderlo? No. Quante volte facciamo così col peccato? Ci giriamo attorno. Ma il Signore dice: fuggi. Fuggi. Perché se tu giri attorno al peccato, cadrai. E Giuseppe fuggì. Giuseppe fuggì. Tante volte noi pensiamo: ma questo non è peccato. È vero, magari non è peccato. Ascoltare magari un tipo di musica, ma non è peccato. Però ti stai alimentando di quel tipo di musica. Magari frequentare certi luoghi non è peccato, ma hanno un'influenza sulla tua vita. Magari frequentare certe persone non è peccato, ma hanno un'influenza sulla tua vita. E pian piano ci avviciniamo al peccato, fino al momento che cadiamo. Ma Giuseppe rimase integro e fuggì. Amen? Però la moglie di Potifar racconta una menzogna e fa imprigionare Giuseppe. Dice, vicino al suo signore, dice: hai visto l'ebreo che tu hai portato? Ha cercato di unirsi a me, ma io quando ho urlato, lui mi ha lasciato qua la veste ed è fuggito. Una menzogna. L'uomo cercherà di infangarti, l'uomo cercherà di dire menzogne sulla tua vita. E Potifar si infuriò e lo mise in prigione. Questa prigione era una prigione diversa dalle altre. Questa prigione era una prigione riservata ai prigionieri del re. Noi non possiamo dire che era una prigione privilegiata, perché rimane una prigione, però era una prigione diversa dalle altre. E Giuseppe rimane in questo luogo. E vediamo che quando la Bibbia ci parla che Giuseppe scese in questa prigione, la parola di Dio ancora dice: Dio era con Giuseppe. Dio non si è mai allontanato da Giuseppe. Dio mai si allontana da un uomo che rimane integro, un uomo che rimane fermo sulla parola di Dio. Dio mai si allontana. È vero, a volte lavora nel silenzio, a volte lavora e noi non abbiamo il discernimento di sapere che Dio sta lavorando per noi e ci lamentiamo magari, ma Dio lavora per noi, Dio lavora per te. E nel capitolo 40 vediamo che il coppiere e il panettiere del re vengono imprigionati perché hanno offeso il loro signore. Nella prigione Giuseppe trovò grazia al comandante della prigione, tanto da affidargli la sorveglianza della prigione. Anche lì, un uomo che riconosce. Finché al capitolo 40 vediamo che un coppiere e il panettiere del re vengono imprigionati perché offesero il loro signore e vengono affidati ancora sotto il controllo di Giuseppe. E questo coppiere, questi due uomini, a un certo punto fanno due sogni. Una notte fanno due sogni. Giuseppe la mattina va lì perché andava a controllare, lui sorvegliava, e vede questi due uomini turbati. E Giuseppe dice: perché siete turbati? Abbiamo fatto un sogno. E raccontarono questo sogno a Giuseppe. E Giuseppe interpreta questi due sogni. Un uomo, il
il coppiere, dopo 3 giorni, sarebbe stato liberato, sarebbe ritornato a fare il suo compito agli ordini del re, del faraone. L'altro invece, il panettiere, dopo 3 giorni sarebbe stato liberato e ucciso. Giuseppe, quando interpreta i sogni del coppiere, gli dice: ricordati di me quando sarai davanti al faraone e digli che io ho interpretato i tuoi sogni affinché io trova grazia ai suoi occhi. Quest'uomo va dal faraone, ritorna a coprire il suo ruolo e si dimentica di Giuseppe. La Bibbia dice che quest'uomo si dimentica per ben 2 anni di Giuseppe. Ma qui non è solo quell'uomo che si dimenticò di Giuseppe, ma è Dio che aveva tutto sotto controllo. Perché, fratelli, se Giuseppe sarebbe stato liberato in quel momento lì, sarebbe stato messo in un compito che non era il suo, perché si era appena liberato il posto di panettiere e probabilmente il faraone l'avrebbe messo lì a Giuseppe, ma non era il posto dove Dio voleva che Giuseppe stava, non era il posto dove Giuseppe doveva stare, perché Giuseppe era chiamato a qualcosa di più. Non cerchiamo la fiducia sull'uomo, non ci appoggiamo alla fiducia sull'uomo, perché l'uomo può darci una posizione che non è la posizione dove Dio ci ha posto. Ricordati di me, se quest'uomo si fosse ricordato, ma Dio aveva tutto sotto controllo. E dopo 2 anni, fratelli, il faraone fa un sogno e nessuno riesce a interpretare il sogno del faraone. Lui chiama i maghi, chiama tutti, nessuno riesce a interpretare i sogni del faraone. Finché a quel punto il coppiere si ricorda di Giuseppe. Io mi ricordo 2 anni fa. Si ricorda di quest'uomo che aveva interpretato il suo sogno. E il faraone dice: portatemelo qua. Racconta il sogno a Giuseppe. E Giuseppe interpreta questo sogno e dice: ci saranno 7 anni di abbondanza e ci saranno 7 anni di carestia. E il faraone vede che Giuseppe gli interpreta il sogno e in qualche modo Giuseppe salva anche l'Egitto, perché in questi 7 anni in questa abbondanza dovevano mettersi delle riserve per quando ci sarebbero stati 7 anni di carestia. E quindi stabilisce Giuseppe governatore di tutto, solo sotto di lui. Giuseppe governava tutto in Egitto, era il secondo uomo più potente, possiamo dire, della terra, perché l'Egitto era la potenza mondiale all'epoca. Perché Dio, fratelli, quando Dio onora. Perché quando Dio onora, fratelli, io voglio ripeterlo, Dio onora la nostra integrità. Perché quando Dio onora, fratelli, lo fa in un modo straordinario. Magari Giuseppe non avrebbe mai immaginato cosa Dio facesse nella sua vita. Magari Giuseppe non avrebbe mai immaginato, e magari noi mai possiamo immaginare cosa Dio vuole fare della nostra vita. Ma solo sii forte e coraggioso, Giosuè. Non aver paura, solo desisti, vai avanti, cammina in integrità, fuggi al peccato, rimani integro,
perché Dio è con te, perché Dio è rimasto con Giuseppe e Dio rimane con te in ogni momento della tua vita, anche quando tutto sembra buio, anche quando ci troviamo nella prigione, anche quando ci troviamo magari nella cisterna, ma Dio rimane con te, solo rimani integro, solo rimani un uomo aggrappato alla parola di Dio. E fratelli, qui succede questi 7 anni di abbondanza, passano 2 anni di carestia, e nella carestia tutti andavano a comprare in Egitto. L'Egitto aveva messo le riserve e vendeva, e in Egitto arrivarono 11 uomini da Giuseppe, erano i suoi fratelli. Giuseppe all'inizio magari si comportò come un estraneo, dice la Bibbia, e magari li guardò allo stesso modo che loro lo guardavano tempo fa, come un estraneo. Lo hanno venduto come uno schiavo, come un estraneo, e magari Giuseppe li guardava così. Ma fratelli, non lasciare che le cose attorno a te, le situazioni attorno a te cambino il tuo modo di vedere, cambino il modo in cui tu ti comporti davanti a chi magari ti ha ferito. Non fare ciò che ti hanno fatto. Magari hai delle ferite, ma chiedi a Dio che te li guarisca, perché un cuore ferito ferisce, ma Dio guarisce. Un cuore guarito, un cuore redento. E come tu ti comporterai davanti a chi ti ha ferito, questo rivelerà il tuo livello spirituale. E Giuseppe, fratelli, come abbiamo letto al capitolo 45, pianse, allontanò tutti da quella stanza e dice vicino ai suoi fratelli: io sono Giuseppe, io sono Giuseppe. L'uomo gli aveva dato un nuovo nome, lui si chiamava in Egitto Safnat Paneach, ma lui nel suo cuore rimaneva Giuseppe. E vicino ai suoi fratelli disse: io sono Giuseppe. Non cambiare il tuo modo di vedere, non cambiare il tuo modo di essere davanti alle circostanze. Magari nelle circostanze meno buone ti comporti in un modo, poi magari quando hai successo ti dimentichi di ciò che Dio ha fatto e cambi nome, non sei più Giuseppe. Ma anche nell'abbondanza, anche quando Dio dà, io rimango Giuseppe. Io sono Giuseppe. E poi, fratelli, la cosa che più mi ha colpito di Giuseppe, al versetto 7, come può un uomo che non è integro dare questa risposta qui? Come può un uomo che non ha conosciuto Dio dare questa risposta qui? Perché al versetto 7 dice: ma Dio mi ha mandato qui prima di voi perché sia conservato di voi un residuo sulla terra e per salvare la vita a molti scampati. Versetto 8: non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. Come può un uomo che non ha realizzato dire queste parole qua? Non siete voi che mi avete mandato, ma è Dio, perché Dio
Dio aveva un piano per Giuseppe e doveva realizzarsi tutto ciò che è successo nella vita di Giuseppe. Allora, fratelli, questa mattina io non so come tu sei venuto qui, io non conosco la tua vita, Dio conosce la tua vita. Dio ha messo nel mio cuore questa parola. Magari tu ti trovi in un tempo dove stai dicendo: perché Dio non parla, perché mi trovo nella prigione, perché mi trovo nella cisterna. Dio questa mattina manda questa parola e dice: io sono con te. Come sono stato con Giuseppe in ogni momento della sua vita, io sono con te. Dio ha una chiamata per te, Dio ha un sogno per te e non è l'uomo che può fermarti, non è l'uomo che può infangarti. Ma se Dio ha messo una chiamata nella tua vita, fratello, sorella, desisti, rimani solo un uomo integro e continua ad andare avanti, continua ad andare avanti, perché ciò che Dio ha deciso che si realizzerà nella tua vita, quello accadrà. Quello che Dio ha messo nella tua vita, la chiamata, il sogno, è Dio che lo porterà avanti. Non è l'uomo che può fermare, fratello, sorella. Alleluia, Signore. Santo, santo, santo è il tuo nome, Signore. Oh, gloria al tuo nome, Signore. Noi ti adoriamo, Signore. Alleluia. Chiudi i tuoi occhi questa mattina, inizia a pregare, inizia a dire: Dio, io voglio rimanere fedele, io voglio rimanere, Signore, integro come Giuseppe. In questo momento allontana ogni parola di scoraggiamento, allontana ogni cosa che vuole fermare la tua vita, vuole farti fermare, allontana ogni cosa che il nemico mette per fermarti. Ma inizia a dire: Signore, io mi affido a te. Signore, dammi il cuore come Giuseppe. Oh, ti prego, Signore, quando arriva la tentazione, aiutami, Signore, a fuggire dal peccato. Oh, Signore, tu hai una chiamata per me. Signore, tu hai un proposito per la mia casa, tu hai un proposito per la mia vita. Io ti prego che ogni uomo che si oppone, che ogni cosa che il nemico mette tra me e questa chiamata possa essere allontanato nel nome di Gesù. Oh, alleluia. Inizia a dichiarare vita, inizia a dichiarare vittoria. Oh, alleluia, Signore. Oh, santo, santo, santo. Dio sta ancora scrivendo la tua storia. Dio sta ancora scrivendo la tua storia, fratello, sorella. Oh, santo, santo, santo è il tuo nome, Signore. Solo sii forte e molto coraggioso, Giosuè. Continua a guardare avanti. Magari le circostanze possono sembrarti difficili, possono sembrare più grandi di te, ma nulla è più grande di Dio. E se tu hai Dio, hai tutto, fratello. Tu puoi perdere amici, tu puoi perdere soldi, ma solo una cosa: non perdere la presenza di Dio nella tua vita, la presenza di Dio nel tuo cuore, lo Spirito Santo. Oh, gloria a te, Signore. Oh, santo, santo è il tuo nome, Signore. Io ti ringrazio, Signore, perché tu sei un Dio buono, Signore. Perché tu ancora oggi, Signore, ci hai detto, Signore, attraverso la tua parola: tu sei un uomo, tu sei una donna scelta. Io ho un proposito per te. Non fermarti, continua ad andare avanti. Non desistere. Io sono con te. Non fermarti, ma continua ad andare avanti, perché io sto lavorando anche nel silenzio, perché io sto lavorando anche nel silenzio. Alleluia, Signore. Amen. Amen, Pastore.
pace qual fiume mi inonda dal ciel. Oh, il duolo si abbatte su me. 186. Qualunque la sorte ripeter potrò, o mio cor calmo sta in Gesù. O mio cor calmo sta sereno al sicuro in Gesù. Se sono tentato da prove e dolor, certezza infinita sei tu. Dal mal, dal peccato redento io son, per il sangue che ha sparso Gesù. Oh mio cor calmo sta sereno al sicuro in Gesù. I miei peccati Gesù cancellò, là tutti inchiodati quel dì, lassù sulla croce or libero son, e do lode gloria a Gesù. O mio cor calmo sta sereno al sicuro in Gesù. Or vivere Cristo, sol Cristo, se anche il Jordan passerò, non temo la morte, la prova, il dolor, sempre pace godrò in sì, alleluia. Oh mio cor, ricevi pace, calmo sta sereno al sicuro in Gesù. La speranza, ma il tuo ritorno, Signore, bramiam. Non morte ma gloria attendiam. O angelica voce, o tromba dal ciel, o beata. In piedi, fratelli, cantiamo. Oh mio cor calmo sta sereno. Facciamo così, troviamo una persona, un amico e diciamo: il tuo cuore calmo sta sicuro in Gesù. Ancora, il tuo cuore calmo sta
al sicuro in Gesù. Ancora, il tuo cuore calmo sta sereno al sicuro in Gesù. Diciamo ancora, il tuo cuore ricevi pace, calmo sta sereno al sicuro in Gesù. Nostro cuore calmo stan sereni e sicuri in Gesù. Amen. Possiamo glorificare Dio? Alza la tua mano, glorifica il Signore. Di che Lui è grande. Calma, abbi calma, ricevi pace. La cisterna non è per te. Alleluia. La gabbia non sarà per te. La prigione non sarà per te. La casa di Potifar non sarà per te. È tutto un tempo. Passa. E tu sarai l'uomo di saggezza. Perché il nome che ha dato Faraone a Giuseppe voleva dire uomo di saggezza. Alleluia. Uomo pieno di saggezza, ispirato. E così è stato quello Panea, guidato dalla saggezza. Gloria a Dio. Fratelli, celebriamo questa Pasqua, questo sacrificio che il Signore ha fatto per noi, come ci ha detto Lui di fare finché Lui tornerà. La nostra speranza è che Lui tornerà. Vorrei dire ai fratelli che il 1 maggio, c'è già l'immagine? Fammi vedere. Prima della lettura del testo biblico per la Santa Cena, 1 maggio sarà il nostro raduno nazionale. Tutti i fratelli di Sheadamiti, di tutte e 6 basi missionarie, anche all'estero, saranno con noi qui, in un giorno nella presenza del Signore. Sarà una giornata molto benedetta, cominceremo alle 14 e faremo tutto il pomeriggio, dopo avremo una pausa e ci sarà la sera il congresso delle donne, la conferenza delle donne, amen? Però gli uomini partecipano anche alla chiusura che è la sera, però le donne avranno quel momento di confraternizzazione o di condivisione della parola di Dio. Qui è la conferenza delle donne, il tema è le collaboratrici del Vangelo. Romani 16, quando Paolo parla di Giunia, di Febe, di Priscilla e di tante altre sorelle che hanno contribuito con la crescita del Vangelo e con la salvezza delle anime. E nel pomeriggio noi avremo il nostro raduno nazionale, come ho detto. Ci sarà ministrando la parola di Dio, se il Signore vorrà. Il missionario Renato di Germania sarà con noi, con la sua famiglia. Viene anche un gruppo di Germania, viene il gruppo di Svezia, della nostra missione in Svezia. Portogallo sarà con noi, quindi sarà una giornata molto benedetta. Viene il pastore di Albania, il pastore Antonio, sarà con noi a partecipare con noi. Il tema del nostro raduno è immediatamente si alzò. Il Signore mi ha dato questo tema mentre pregavo, e quando Paolo si è svegliato di quella visione, immediatamente si alzò e passò la Macedonia, passò dall'altra parte, ha fatto il viaggio. Qui il Signore ci spronerà,
ci preparerà, perché quando Lui dirà, ecco, sei pronto, noi, mandami Signore, e passeremo il mare, arriveremo in Cipro di Cesarea, in Filippi di Cesarea, dove una nuova missione è iniziata in Europa, e per questo siamo qua, perché uno ha risposto alla chiamata. Se c'è missione in Europa è perché uno ha risposto alla chiamata, immediatamente si alzò. Dio ci sta chiamando a urgenza. Amen? A urgenza. La convinzione del mandato. Atti 16 e 10 è il nostro tema. Amen? Quindi noi dobbiamo fare la nostra iscrizione per questo. Amen? Tutti i fratelli di Shadamiti e anche altri che vogliono partecipare. Ci sarà anche pastore Chaguinha venendo da Brasile, è il padre di Daniela, che sarà con noi, e quell'uomo c'è con alimento, sai quella carne di lata che gli antichi mettevano dentro il grasso e conservava? Ecco, quell'uomo c'è carne di lata conservata per darci. Amen. Sandro non piace la carne, ma sarà spirituale questa carne, Sandro. Mangiala, non ti farà male. Quindi noi saremo qua e bisogna fare l'iscrizione. Perché? Perché noi avremo lì in quella giornata un'organizzazione, avremo dopo questo momento una periscena e vogliamo fare tutto organizzato. Sarà qui nella nostra sede. Ah, ma qui è piccolo, è qui. Ah, ma qui è qui. Ah, ma è qui, sarà qui. Ok? Senza dire niente, fratello, non ditemi, ah, perché non c'è dove mettere fiori. Non mettiamo. Io voglio la parola. Non mi importa se sarà bello, faremo quello che possiamo per fare bello. Però quello che desidero per la Chiesa, perché questa Chiesa ama la parola, è vero o no? Questa Chiesa ama la parola. Vedete che noi non abbiamo tanti strumentisti, tante cose, non abbiamo niente, ma siamo qua per un'unica cosa, per la parola. Questa Chiesa è amante della parola. E noi avremo un pomeriggio solo di parola di Dio. Pastore Renato parlerà di temi importanti che stiamo vivendo, su ecumenismo. Pastore Chaguinha porterà anche un tema molto importante, parlerò a lui, che ci dica della vita consacrata al Signore, dell'importanza della preghiera, tante cose importanti per la nostra vita. Come vincere le battaglie spirituali. Pastore Antonio, 32 anni nel campo missionario. Sarà che quest'uomo non ha un'esperienza? Quante battaglie spirituali ha combattuto là? Quindi ci condividerà molte cose e noi avremo tutta questa giornata nella presenza del Signore. Quindi io vorrei chiedere ai fratelli di... Allora, la sorella Nemesis sarà responsabile per raccogliere i nomi dei fratelli che si iscriveranno. Ah, ma io devo andare, fratelli, per favore, io ho una cosa da dire. Noi dobbiamo cambiare questa brutta abitudine di non seguire le regole. Un esempio, c'è da prenotare e noi non prenotiamo, lasciamo all'ultimo. O se no arriviamo senza prenotazione. Quando uno arriva, io ho già fatto 2 volte questo, ero morto di fame, sono arrivato in un ristorante mentre Orvieto, sono andato in Orvieto, quando era il raduno nazionale dei pastori d'Italia, e mentre facevo il viaggio un giorno prima mi sono fermato perché avevo molta fame e c'era una pizzeria. Mi sono fermato con Priscilla e ho detto mangiamo una pizza perché finché che arriveremo all'albergo dove sarà l'evento io sono morto. E quando sono arrivato lì la signora ha detto non c'è posto. Ho detto ma una pizza da sport? No, non facciamo da sport. Ecco, perché qui è così, se è quello, non c'è un modo. Quindi fratelli, dobbiamo programmarci. È come i pellegrini che uscivano dalla loro città, dal loro paese,
e andavano a Sion per sacrificare al Signore. Loro si preparavano prima o no? Prima o no? Sì o no? Allora dobbiamo prepararci per il 1 maggio. Quindi cercate la Nemesis e dovete dare il nome di conferma e ci sarà una scrizione, perché noi riceveremo un materiale, ok? Un materiale grafico organizzato dove noi possiamo prendere nota delle cose, tutto organizzato, e quindi noi avremo questa scrizione che faremo da 10 euro. In quel giorno ci sarà anche la classe felice, ok? Quindi i bambini saranno lì e avranno loro il raduno nella stanza. Amen? E dopo che finirà loro verranno qua con noi, saremo. Quindi noi faremo la nostra iscrizione, questo contributo. Sapete che la Chiesa non ha una cassa disponibile per gestire o per spendere con questi eventi, quindi se è una cosa straordinaria noi faremo anche un'offerta straordinaria, ok? Quindi noi tutti faremo questa offerta da 10 euro per la gestione di questo evento del raduno, perché vengono i fratelli di fuori, saranno con noi, parteciperanno con noi, vengono i fratelli di Shadamiti da lontano, saranno anche con noi, e abbiamo bisogno di tutta organizzazione, perché in quel giorno non possiamo avere una giornata benedetta imparando la parola di Dio. Ah, ma io devo pagare? No, non è pagare, questo è un investimento per la tua vita spirituale. È un investimento che facciamo per la nostra vita spirituale, perché il contenuto vale molto di più. Amen? Questo è solo un contributo, ok? Quindi 1 maggio, una giornata nella presenza del Signore. Tutto il pomeriggio e la sera le nostre sorelle saranno qui celebrando un anno in più di preghiera, di intercessione, di digiuno e quello che fanno nella casa del Signore. Amen? Gloria a Dio. Leggiamo la parola del Signore, Matteo capitolo 26, versetto 26. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e dopo aver detto la benedizione lo spessò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete, mangiate. E vorrei chiedere agli operai di stare qua davanti già. Jonathan anche. Sì, tutti gli operai. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e dopo aver reso grazie lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Facciamo una preghiera consacrando sia il pane che il calice. Vorrei dire, fratelli, che davanti a noi non c'è il corpo di Cristo, davanti a noi c'è il pane, che è il simbolo del corpo di Cristo, e c'è i calici che sono il simbolo del sangue di Cristo, perché noi non crediamo alla transustanziazione, ok? Non diventa corpo e non diventa sangue, continua pane e calice, amen? E quindi noi possiamo consacrare al Signore questi due simboli per adesso, questo momento di comunione e condivisione della Chiesa. Possiamo celebrare nella presenza del Signore questa Pasqua, ricordando del suo sacrificio per la nostra salvezza. Amen? Padre, nel nome di Gesù vorrei presentarti il pane, simbolo del tuo corpo, e i calici, simbolo del tuo sangue. Vorrei chiederti di consacrarli per questo atto di fede e comunione della tua Chiesa. Ti prego, Signore, che in questo momento, nel regno spirituale, mentre mangiamo e beviamo questo calice e questo pane, Signore, possiamo ricevere forza dalla tua parte e possiamo essere rinnovati spiritualmente, perché possiamo attendere il tuo ritorno, perché è la nostra speranza. Consacrali, Signore, per questo atto di fede, e che tutti, la tua Chiesa,
possa essere, Signore, guarita di ogni malattia. Mentre celebriamo questo, Signore, tu possa operare fra di noi tramite tuo Spirito Santo. Ti ringraziamo e ti chiediamo di consacrarli nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Gloria a Gesù. Gesù, ti adoriamo, proclamandoti re. Tu sei qui proprio in mezzo a noi. Con lodi noi t'esaltiamo, dillo di un trono ti prepariamo, dillo di un trono ti prepariamo, dillo di un trono ti prepariamo, perché tu, oh Signore, sei re. Gesù, ti adoriamo, proclamandoti re. Tu sei qui proprio in mezzo a noi. Con lodi noi t'esaltiamo, e mentre noi t'adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, vieni regna, Signore, su noi. Da capo ancora. Gesù, ti adoriamo, proclamandoti re. Tu sei qui proprio in mezzo a noi. Con lodi noi t'esaltiamo, e t'adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, vieni regna, Signore, su noi. Vieni regna, Signore, su noi. Vieni regna, Signore, su noi. Alleluia.
volte i fratelli non stanno capendo, ma è scuola biblica di operai, perché come non c'è al solito il presbitero e loro non hanno l'abitudine di quello, no? Di fare di servire la Santa Cena, la Cena del Signore. Allora sto insegnando agli operai come si serve la Cena del Signore fra gli operai. Amen? È importante o no questo? È importante. Mi hanno insegnato e io ho insegnato. Vieni qua, stai qua, qua. Perché oggi sto insegnando a loro, domani loro insegneranno a altri e così sarà, è vero o no? E manca qualcuno. E la missionaria, non manca la Lupi, la missionaria non viene servita da me, perché io sono il pastore, devo servire la missionaria, perché lei è pecora come tutte le pecore, amen? Perché qui c'è il pastore, la pastora no, amen? E lei lo sa, ma questo non sminuisce lei, amen? Lei c'è il suo valore, gloria a Dio. Lodiamo al Signore e celebriamo questa cena, gioiendo nella sua presenza, perché Lui è grande, ha fatto tante cose per noi. Quando, fratelli, alziamo questo calice, non è il calice dei forti. Questo calice è il calice dei dipendenti. Bisogno di te, Signore. Io continuo a dipendere, tu sei la vite, la vera vite. Io sono soltanto un tralcio. E la Bibbia dice che nella notte in cui fu tradito, il Signore Gesù ha preso il pane, lo benedisse, lo spessò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete e mangiate. Questo è il mio corpo. Fate questo ogni volta in memoria di me. Mangiamo il pane, simbolo del corpo di Cristo. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, pelo Teu corpo, por Tua presença, pelo Teu sacrifício, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Parimenti dopo aver mangiato, Gesù ha preso il calice, lo benedisse, lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete e bevete. Questo è il calice del nuovo patto che faccio con voi. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Tutti noi in memoria di Cristo. Grazie, Signore. Alleluia. 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 Maranata. Maranata. Ora viene, Signore Gesù. Gloria al tuo nome, Dio. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Spirito Santo. Gloria al tuo nome, Gesù nostro Signore, Salvatore, Re, magnifico, stella del mattino, alfa, omega, principio, la fine, chi ha vinto la morte, l'inferno, che ci ha redento, che ci ha fatto nuove creature. A te la gloria, l'onore, la maestà. Alleluia, gloria Signore. Alleluia, ti lodiamo, ti ringraziamo per questa scena, per questa celebrazione, per questo insieme. Gloria al tuo nome, Signore, ti lodiamo, Signore. Continua con la tua Chiesa, con il tuo popolo, dà forza al deboli, alza il caduto, Signore, aggiungi altre anime, nuove anime nel tuo gregge, per la tua gloria. Continua ad operare, Signore, nel nome santo di Gesù, nel nome santo di Gesù. Amen. Grazia. Grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia,
la grazia ho trovato in Gesù. Ancora, grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Amen. Chi è felice con Gesù? Fausta, che Dio ti benedica. Dico come il sacerdote di Silò, che il Dio di Israele conceda la tua petizione, ciò che desidera il tuo cuore. Amen. Gloria al Signore. Che il Signore ti benedica, Michel. Che il Signore ti benedica, Lucas. Che il Signore ti benedica, Jonathan. Che il Signore ti benedica, Mara. Che il Signore ti benedica, Jessica. Che il Signore ti benedica, Daniela, Maurizio, Meilo, Sandro. Che il Signore ti benedica, Adele, Jonathan, Esme. Che il Signore ti benedica, Nemesis. Che il Signore ti benedica, Wallace, Vinicius. Che il Signore ti benedica, Talis. Che il Signore ti benedica. Possiamo benedire uni agli altri? Diciamo che il Signore ci benedica. Amen. Glória al Signore. Una buona settimana e noi ora dopo la benedizione avremo il nostro agape che una volta al mese noi ci riuniamo qua per celebrare insieme, condividere anche il pasto insieme. Che Dio vi benedica. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi, oggi per sempre. Diciamo amen? Amen. Che Dio vi benedica. Fratelli, è stato il compleanno della nostra sorella Daniela, facciamo una preghiera per lei. Il versetto che voglio dare è Salmo 23, versetto 6. Bontà e misericórdia ti accompagneranno tutti i giorni della tua vita. Amen? Padre, nel nome di Gesù vorrei chiederti per la tua figlia che tu possa aiutarla, sostenerla, che tu possa spronarla, che tu possa rinforzarla. Rivesti questa donna che è stata scelta da te, Signore, e insieme alla sua famiglia, Signore, sia colonna di verità in questo paese e per la tua gloria, che tu possa sollevare lei di ogni infermità e di ogni dolore, che tu possa, Signore, agire nella sua vita, nella causa che ti presenta ogni giorno. Nel nome di Gesù, Signore, ti prego per lei. Dà anni di vita nella tua presenza, nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Daniela, tanti auguri a te. Ti benedica il Signore, ti benedica il Signore, ti benedica il Signore. Tanti auguri a te. Amen.